velista per caso, diportista nautico, arriva con la barca, prima deve parlare ovviamente con l'ormeggiatore, perché sennò... Ma dopo chi trova? Trova, diciamo così, il perno, il simbolo, l'anello di congiunzione con la città che è il sindaco. Dove sono capitato? Santa Margherita Ligure. Sì, è capitato in un posto che Vittorio Girosse, grande scrittore del mare, diceva che il Signore ha disegnato un giorno che si è svegliato di particolare buon umore. Qui il contesto è meraviglioso. Esatto. Queste case, questa cornice. Siamo arrivati poi in centro, abbiamo messo le nostre cime di ormeggio al bar. Esatto, praticamente sì, questa è la caratteristica unica di Santa Margherita, che insieme a Saint-Tropez divide nel Mediterraneo questo primato, e cioè una marina non a sé stante ma nel cuore vivo della città, per cui si è dentro la città a contatto vivo con i suoi abitanti. Io vorrei capire, se io riuscissi a fermarmi a Santa Margherita, cosa dovrei vedere? Beh, quello che vede il turista consapevole, che è quello che noi gradiamo di più, è un rapporto discreto ma ottimale tra l'uomo e la natura. Quindi un turismo non per tutti, tanto è vero che le nostre notti bianche, che oggi vanno tanto di moda, le abbiamo sottotitolate La notte bianca in abito da sera. Non in termini classisti, ma per far vedere che la misura, il rispetto, la moderazione, l'attenzione, la riflessione è il turismo che noi preferiamo a Santa Margherita. Beh, è un bel progetto, eh. E le cose che io non posso perdere qui a Santa Margherita, al di là del panificio di cui mi hanno già parlato, eccetera, quali sono? Sicuramente Villa Durazzo, realizzata dal primo emigrante albanese, il dai. duca di Durazzo, quindi un nobile, e poi tutto il nostro percorso storico con i trompe-l'œil che raccontano di storie secolari. C'è un trompe-l'œil ad esempio in Largo Amendola che vedeva mia nonna, ha visto mia madre e oggi vedo io, hanno visto i miei figli. Quindi questo trompe-l'œil ha legato tante generazioni. Le faccio un'ultima domanda di natura gastropolitica. È vero che il vostro pesto è il meglio di tutta la Liguria? Beh, siamo in tanti a contenderci questo infatti, primato. Questa è una domanda delicata. Certo. Una cosa è certa, il pesto vuole l'aglio. Perché questi non posso personaggi sopravvivere. politici che non lo amano non possono pensare di mangiare pesto.